adesso io dovrei usare l'Ecovox. Per usare l'Ecovox, aspetta, provo a farlo, nonostante tu sia collegato. Abbasso la finestra un attimo, e vediamo se riesco a fare entrambe le cose, tenere te in collegamento più usare l'Ecovox. Vediamo un po', Ok. Se riesco a fare entrambe le cose siamo a cavallo. Allora, siamo... ok, sessione, ok, start. Ti dirò, l'ho usata pochissimo, per cui spero di saperla usare come Dio comanda. Allora, vediamo un po'. C'è qualcuno? Sono contenta che riesco a fare entrambe le cose, per stare con te in linea. Allora, vediamo un po'. C'è qualcuno qui? Questa fa meno confusione, dovrebbe essere più... Allora, vediamo un po'. Auto, play, ok. C'è qualcuno? Mi puoi rispondere per cortesia? Non ho capito cosa hai detto. Sii più chiaro. Allora, io vorrei fare lo stesso esperimento che ho fatto prima. Vuoi riascoltare la canzone così con questo strumento nuovo mi fai sapere cosa pensi? Ok, grazie. Sei stato veramente molto gentile, ti ringrazio. Adesso chiudo. Ade- Lo lascio acceso mentre ascolti? Proviamo? Che dici? Sì? Ok, grazie. Allora io mando avanti la canzone con l'eco box acceso, eh? Me l'hanno chiesto e io ubbidisco. Mando avanti, eh? E si è chiusa anche... non so cosa è successo. Si è chiuso qua.
Dear me, hot disco, it was I don't like birds. I can be step. What I'm witness went out just my just yeah. Right. We F. right. Me. Ah, There. Ok, finito. then Riaccendiamo le luci. what? No, è ripartita. Oddio. È ripartita da sola. Era appena finita e è ripartita. Vabbè, prima si è fermata, ora è ripartita. Gli è piaciuto? Gli è piaciuta questa canzone? Sapete chi la cantava? Chi la canta? Mi dite il nome di chi la canta? Dite bene il nome. Mi dite cosa ne pensate di questa canzone? Vi è piaciuta? Yeah. Yes. Conoscete Ecate? Ci dite cosa ne pensate?
Parlate tranquillamente. Ora non sentiamo, ma quando analizzeremo il video capiremo di più. Certo, sì. Mi dite il nome di chi lo cantava, per piacere? Per capire se funziona lo strumento, ditemi il nome di chi ha cantato la canzone. Oh signore, è passata una moto da te? Sì. Ah ok, no perché ho detto che cavolo. Ok, No. ok. Mi dite il mio nome? Come mi chiamo io? Adesso è passato da me. Sì. Si spera che quando fai a queste ore non passi nessuno, invece siamo in estate. Allora, possiamo salutarci così continuiamo con l'esperimento? Tanto ne ascolterete altre due. Vi va? Vi va? Ascoltare altre due canzoni? Ci salutiamo un attimo. Ditemi ciao, dai. Fate un saluto. Un arrivederci. Dopo ci sentiamo di nuovo. Ok, ciao. Ciao. Grazie a voi. Ok, e ci risiamo. Ho visualizzazione. Ok. Alcune parole le ho afferrate, però ti dirò, capisco di più con la Spirit Box. L'Echo Box lo trovo un po' ostico, anche perché comunque si aggancia su parole inglesi, tra l'altro. Quindi, perché sia veritiero, dovresti sentire alcune parole in italiano. Il ciao mi sembra di averlo sentito, mi sembra di aver sentito un Lina una volta, per quello gli ho chiesto il tuo nome anche, ma non so se me l'hanno, perché ti dico, io così sento e non sento, poi bisogna sotto analisi si vedrà meglio quello che viene fuori. Ok, allora io passerei con il secondo esperimento, però accendo di nuovo l'incenso perché mi sta andando. A proposito, non so se ti sei accorto, si è spento il laser. Io avevo messo Si è spento.
poi ho sentito vari rumori nel corso Sì, ma della io canzone. pensavo fosse da te comunque, perché No, no, non sono rumori che stavano qui, è probabilmente... tranne la moto. Sì, sì, anche qua il motorino, sono sicura, la moto ho capito che era da te. Quelli no, ho sentito proprio dei rumori, non so che sembravano, però Sì, sì, non c'erano. anch'io, ho sentito questi rumori, e mi sembrava venissero da te, ma se tu ti sembrava che venissero No, da me, vuol dire che venivano da un'altra dimensione, secondo me. Poi sì, può rumori, essere... tranne la moto. Vai, vai, Tranne la moto che è passata forte, non ci certo, sono stati rumori. ecco, sì. Quindi, Allora, aspetta che lascio un attimo il cellulare, che metto ancora un po' di incenso, perché vedo che, non so, 2 o 3 volte ho visto forme un po' strane, dopo sarà da analizzare questa cosa. Allora, mettiamo un altro carboncino. E hai ragione, quasi quasi andrei anch'io a bere un po', fa troppo caldo. Allora, mettiamo un po' di resina. Ok. Allora, adesso noi andiamo ad ascoltare. Quale delle due vuoi iniziare? Il battito lo teniamo o l'altro, master o il master? Quale preferisci? allora no, praticamente la seconda che ti ho mandato. Non ho sentito. La seconda che ti ho mandato, così le prendiamo in ordine, è quella con le voci, solo voci. C'è scritto voci e battito, qualcosa del genere. A me sì, voce e battiti, ok. Voci e battito, sì. Adesso vediamo se apri con ok. Guarda se me la fa fare. Ok.
Ok, abbiamo sentito. È la miseria, però. Che cosa? Ho sentito un rumorino che non era molto piacevole, devo dirti, Comunque, se volete Sì? lasciare, sì, se volete lasciare EVP, lasciate tranquillamente. O tramite registrazione, o tramite, scusate, il Spirit Box o tramite la Echo Box, ma se volete lasciare tracce EVP, a noi fa piacere lo stesso, grazie. Adesso accenderò di nuovo la Spirit Box e vediamo un po' se ci sono riscontri. Accendiamo la cassa, perché adesso ti arriverà una botta nelle orecchie, attenzione. Allora, mi dite come vi è sembrata quest'altra musica? Vi è piaciuta? Era bella? Sì? Più bella questa o l'altra? Ecate? Ti è piaciuta di più? Ha detto Ecate? Ti è piaciuta di più? Sì. Ok, grazie. Ma questa neanche un po', ti è piaciuta? Un pochino, dai. Parla tranquillamente, anche se non capisco cosa dice adesso. Ti piace? Lo stesso? Ok, ti piace lo stesso, va bene. Oui, ok, grazie. Però ti piaceva di più, Ecate.